Una scoperta incredibile sta riscrivendo la mappa del sottosuolo a Oliena. 7 chilometri di gallerie mai viste prima sono emerse nel cuore del Supramonte. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Prima di calarci nei 7 chilometri di galleria appena scoperti a Oliena, iscriviti al canale e attiva la campanella. È l'unico modo per non perdere i segreti più profondi della nostra Sardegna che esploreremo insieme oggi. Protagonista dell'impresa è Marcello Moi, speleologo di 65 anni, originario di Seui. Mentre esplorava la grotta di Gonasula a Oliena, meta di appassionati fin dal 1985, si è imbattuto in un fronte inesplorato che collega la zona di Uliana al neonato ramo Seui. Ma com'è stato possibile trovare un passaggio così vasto dopo 40 anni di esplorazioni? Tutto è iniziato a fine 2024. Moi, del centro Mazzella di Dorgali, si è trovato davanti a un lago sotterraneo completamente allagato. Invece di tornare indietro, ha cercato un bypass per evitare l'acqua. La scelta è stata decisiva. Questo perché risalendo per oltre 20 metri di altezza, lo speleologo si è ritrovato in un labirinto di cavità immense che si estendevano a perdita d'occhio. E la sorpresa non finisce qui. Nel buio di Oliena non ci sono solo rocce. Sono stati individuati fossili di Prolagus sardus, un antico roditore estinto, e specie viventi rarissime che ora attendono il riscontro dei paleontologi. Pensaci, proprio sotto i nostri piedi, nel Supramonte, esiste un mondo parallelo rimasto intatto per millenni. Questa scoperta a Oliena ci ricorda che la nostra Sardegna è un'isola che non finisce mai di stupirci, anche dove pensiamo di aver già visto tutto. 7 km di storia tra fossili di Prolagus sardus e nuove gallerie inesplorate. Se il video ti è piaciuto iscriviti e lascia un like. Ma ora dimmi la tua. Avresti mai il coraggio di avventurarti in un bypass inesplorato a 20 metri d'altezza come ha fatto Marcello? Arrivati alla fine, ti ringrazio di cuore per aver seguito questo viaggio nelle viscere del Supramonte di Oliena insieme a me. È un grande piacere poter raccontare quando la nostra terra sappia ancora stupirci. Ti mando un grande abbraccio e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!